Gli eroi di questa nostra estate italiana. È caduto più volte ma si è sempre rialzato. Diamo il benvenuto a Leonardo Spinazzola. Leonardo, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao Silvia, buon Che pomeriggio a te. bello, con te anche tua moglie Miriam, bellissima, con i piccolini Mattia e Sofia. Ciao Silvia. Ma che Sì, belli. sì. Ciao Mattia. In questa attesa Grazie. Mattia è stato un pochino... Saluta amore. Ciao. Ciao Silvia! Ciao Mattia. Tutto bene? Sì! Si comporta bene la sorellina? Sì! Anche io! Leonardo, Sì, dai. anche lui. Com'è avere accanto a te la tua famiglia? Adesso te la puoi godere. Ma sì, per fortuna e sfortuna me la posso godere un po' di più, no? E questi è la cosa più bella del mondo, questi monelli, più lui, il grande, che non sta mai fermo, però è la cosa più bella del mondo, mi riempiono di gioia. Come stai? Come va l'infortunio? Bene, bene. Sto migliorando sempre di più, sto lavorando tanto e adesso questo mese è il mese più importante, dove c'è più qualità nel lavoro. Prima era quantità, perché dovevo recuperare tutti i muscoli, e adesso invece devo migliorare più la qualità del movimento. Più la qualità del movimento del piede. Le stampelle non ce le hai più, le hai lasciate? È così sempre. È così sempre, ti capisco benissimo. No, l'ho lasciate da 4 settimane. Da 4 settimane l'ho lasciate e adesso sto riniziando a camminare bene. Miriam, ti sei spaventata? Tantissimo. È stato un brutto colpo. Però dai, ora piano piano stiamo vedendo la luce, iniziamo. Non è stato facile, però va bene così. Anche perché non è la prima volta che si fa male tuo marito. No, assolutamente. La prima volta successe 2 giorni dopo che nacque Mattia, solo che l'unica differenza è che era, vabbè, in allenamento, quindi non abbiamo visto, non mi sono resa conto più di tanto. E invece stavolta è stata un po' più tosta, appunto, perché l'immagine è stata brutta. Sì, molto. Allora, tu sei stato davvero uno degli eroi, il simbolo della nazionale di questi europei. Hai anche scritto un libro in cui appunto racconti questa tua esperienza e anche noi abbiamo voluto farti un regalo che ti racconta. Questo è per te, per voi. Bellissimo. Bellissimo. Mia moglie si è emozionata. Che bello. Sei stato il primo a... Stupendo. Grazie, poi racconteremo anche la vostra bellissima storia d'amore perché voi vi conoscete da quando eravate proprio ragazzini ed è veramente bello questo amore così puro, così importante e forte. E invece tornando agli europei, tu sei stato il primo a prendere la medaglia. Quanto eri emozionato e agitato? No, agitato no, emozionato tantissimo, ma quello è stato un gesto di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che mi hanno detto Spina vai te per primo che te lo meriti e quello è un ulteriore gesto che mi hanno dato, mi ha dato tutta la squadra, è un gesto bellissimo, no? Davvero. È stata un'emozione incredibile, poi in quei giorni era proprio un'altalena di emozioni pazzesche. So che anche tu, Miriam, lo avevi raggiunto a Wembley, eri stata anche tu, eri presente anche tu alla finale. Sì, io sono partita a mezzogiorno da Roma, alle 3 ero a Londra, tempo di vedere la partita e poi sono rientrata appunto per i bimbi. È stato bellissimo, un'emozione unica.
Dopo tutta la settimana che avevamo vissuto, l'intervento, siamo andati in Finlandia e tutto quanto, è stato veramente bello. Sì. Caspita, tu veramente immagino la paura, perché vedere insomma in diretta così il proprio marito, Sono stato bravo. eh sì. È stato bruttissimo, è una cosa che non auguro a nessuno. Però adesso sta bene, dai. È passato. Vero, è passato. Sì, sì. Cioè, Sì, ma guarda Silvia, io ho fatto una videochiamata dopo 20 minuti, stavo dentro gli spogliatoi e appena l'ho visti mi è tornato il sorriso. Erano gli occhi pieni di lacrime, però con il sorriso, ma fa parte del gioco, no? Dopo è normale che ci sta che ti dispiace molto, ma fa parte del gioco, della vita. Io vado avanti e mi godo quello che ho e poi ritornerò ancora con un'ulteriore forza, interiore sicura, perché adesso mi sento un leone dentro e quindi questo è tutto ti fa crescere tutto per tutto. Hai sempre voluto fare questo fin da bambino? Sì, sempre. Andavo dalla mattina alla sera, giocavo quando c'erano le belle giornate, stavo tutto il giorno fuori, guardavo videocassette di Ronaldo il fenomeno, poi andavo fuori a provare tutti i giorni. Mattia, vuoi dire qualcosa? Vuoi fare anche tu l'intervista? Sì. Eh? Vuoi fare anche tu l'intervista? Sì. Ok, di cosa parliamo? Anche tu vorresti fare il calciatore? Sì. Davvero? E che ruolo? Ah, portiere. Portiere. Adesso gli piace Ah, fare il vedi? portiere. E già giochi un pochino? Io so che un pochino tu giochi e sei anche molto bravo. Sì. Ah, sì? E all'asilo Eh? sei Ti bravo? piace? Sì. Sì. Sì, lui è veramente bravo, è stato sempre bravissimo. Adesso è normale, è l'età. I 3 anni sono capricci. capricci, Infiniti. vuole vestirsi lui, non gli va bene niente, però vabbè. Ci sta. Allora È una fase. ti faccio Però vedere, è vi bravo. faccio vedere quanto sei bravo come papà, che insomma diciamo che i tuoi figli sono i tuoi gol più importanti, ecco. Che belli! Mattia, hai visto? Tutti hanno visto quanto sei bravo a giocare a pallone. Sì, grazie Silvia. Sì, grazie Silvia. Prego, Mattia. Lo sai che la mamma e il papà Adesso hanno... non si stacca, dopo l'europeo non si stacca dalla palla, vedi? dalla mattina alla sera. Sì. Sì, poi è innamorato di Chiesa. No, di mezzi. Ah, Di Messi. Ha tradito adesso di l'Italia. Messi. E invece tu sei innamorato di Miriam. E il 24 dicembre, cioè la vigilia di Natale, vi siete sposati. Miriam? Poi il 24 no. Sì, non è il 24, sì. Sì, ci siamo sposati. Sì, il 24 Sì, il dicembre. 24. Sì, ci siamo sposati. E c'eri anche tu. Sì, lui stava dormendo in verità. Sì. È stata una cosa Perché ci siamo sposati in comune Sì. e nel tragitto 5 minuti di macchina si è addormentata. E quindi abbiamo lasciato dormire. E noi intanto ci siamo sposati in comune 10 minuti e lui intanto dormiva. Non si è reso conto di niente. Dovevate già sposarvi perché tu avevi già fatto la proposta 3 anni fa, se non sbaglio. Proprio mentre Miriam aspettava Mattia. Sì, era l'ultimo mese di gravidanza e Miriam stava un pochino accusando, no? Perché
Mattia era bello grande in pancia, quindi la pancia era grandissima. E aveva qualche calo, qualche su e giù mentale, e quindi a un certo punto lei piangeva, aveva avuto una crisi, Gli ormoni, gli ormoni. Sì. come tutte le donne sanno. E quindi l'ho vista un pochino giù di morale. Perché non vedevo l'ora che nascessi. Eh sì, l'ho vista giù di morale e quindi ho provato a tirarglielo su io e gli ho fatto questa proposta. Avrei voluto farla in maniera diversa, però almeno si è tirata su di morale. Però è stata bella perché tu sei andata, E poi lei è era nato andata Enai. e poi è nato lui. Però Miriam era andata in bagno, è tornata dal bagno e ti ha trovato in ginocchio. E mi ha trovato in ginocchio. Inginocchiato. Sì. Davanti al letto in ginocchio. E tu hai detto Infatti io non potevo crederci. Miriam, voi state insieme veramente da quando eravate due ragazzini. Siamo messi insieme fidanzati il 13 agosto del 2010, quindi sono 11 anni. E come è cambiato il vostro amore? Non è stata facile. Immagino. Come è cambiato? Vabbè, all'inizio eravamo distanti perché appunto lui giocava a Torino, nella Juve, quindi eravamo piccoli, quindi non potevamo vederci sempre. Però c'eravamo sempre l'uno per l'altra, abbiamo deciso appunto di portare avanti questa storia d'amore che poi ecco ci ha dato molti frutti. Poi dopo 4-5 anni siamo andati a convivere e da lì non ci siamo più lasciati. I primi anni non sono stati facili per niente, sì, perché io stavo a Torino e per ritornare avevo pochi giorni liberi, quindi un mese, alcune volte 2 settimane, ma facevamo i salti mortali per rivederci. Cioè facevamo 8 ore di tragitto per un giorno e poi su di nuovo altre 8 ore di tragitto. Però io penso che la lontananza ha rafforzato tutto il rapporto, no? È cambiato qualcosa da quando siete diventati marito e moglie? No, in realtà no. No. No, poi avevamo ecco già Mattia ha cambiato. era incinta di Sofia, sì. Però no, non è cambiato, è sempre lo stesso. Allora, voi siete veramente bellissimi, una super famiglia, un esempio proprio di positività. E Leonardo, io ti auguro di tornare presto a fare il tuo mestiere, che so che è quello è la tua più grande passione, ormai la tua vita. Miriam, grazie perché ci hai permesso anche tu di entrare nella vostra casa, di presentarci i tuoi cucciolini. Ricordiamo che il tuo libro ha anche una causa molto importante perché i proventi saranno devoluti all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che è un ospedale importante che cura i bambini. E che dire, mi fate salutare Mattia o è scappato? Quella è la cosa... È scappato. È scappato. Comunque quella è la cosa, è la cosa più importante, che tutto sarà devoluto all'ospedale di Bambino Gesù. Grazie. Perché volevo farlo con tutto il cuore e spero che il libro si venda ancora di più. Te lo auguro davvero perché è per una causa molto nobile, molto importante. Grazie mille Leonardo, grazie mille Miriam, spero di conoscervi di Grazie, vieni a persona. salutare? Mattia, volevo salutarti. Grazie a te, grazie a voi. Grazie. Eccolo, attento. Vieni qua, amore. Ciao Mattia, volevo darti un bacio. Ciao, mi raccomando, Anche tu. fai il bravo. Un bacione anche alla tua Fai bravo, ha sorellina. detto Silvia. Sì, sei bravo! Esatto. Grazie. Ciao Silvia, grazie mille. Un abbraccio. Ciao Silvia, Ciao grazie. Silvia, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi di tutto. Andiamo avanti. Di tutto. Ciao, ciao.